Allora fatemi dare il bentornato e il benvenuto a Mattino 5 a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, già premier in ben 2 governi. Benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Senta, le chiedo subito un commento sul blocco che abbiamo appena fatto, no? Chiedo anche a lei la domanda che emergeva: perché per fare l'ingegnere ti danno magari 700-800 euro, no? E quindi c'è un tema di stipendi. E però ci sono tanti imprenditori che danno 1.600 euro per lucidare i rubinetti. Ha colpito anche me. E qui purtroppo è una distorsione del mercato del lavoro. Quindi se c'è un operaio anche qualificato, comunque non si trova quel tipo di manodopera, tu offri di più. Poi siccome abbiamo tanti nostri bravissimi laureati, se ne approfittano. Tanto è vero che la dottoressa, l'ingegnere Antonella, che io ho anche incrociato in una trasmissione televisiva, poi, se ricordate, lei si è impuntata e poi le è andato subito di più. Un po' di più. Attenzione, io giro tanto e spesso all'estero incontro tanti nostri giovani. Mediamente sono pagati 2-3 volte gli stipendi nostri. Noi non siamo più competitivi. Se guardiamo anche i paesi direttamente in concorrenza con noi, Francia, Germania, Spagna, loro vanno via, malvolentieri, ma vanno via. Il costo della vita è un po' più elevato, ma gli stipendi, se sono il doppio e il triplo, sono molto più convenienti. Quindi dobbiamo lavorarci e partiamo dal salario minimo legale, perché noi non possiamo permettere che ci siano 4 milioni di lavoratori a 3, 4, 5 euro l'ora. È un assurdo che il salario minimo debba tutelare gli ingegneri più che i lucidatori di rubinetterie. E l'ho spietato... Siamo a questo livello però. Per paradosso, perché ovviamente mi rendo conto che la domanda è dura. Bocconiano, che in me, dice allora dobbiamo dire all'ingegnere di andare a lucidare i rubinetti. È assurdo, ma appunto il problema non è che con salario minimo risolviamo il problema degli ingegneri super specializzati, è chiaro. Però iniziamo a mettere ordine e mettiamo una soglia minima di dignità del lavoro, la stabiliamo. Dopodiché, altro problema, il precariato. Noi abbiamo stabilito il record di contratti a tempo determinato. Guardi che non sono quelli che ci seguono da casa, che hanno un contratto a tempo determinato, lo possono confermare, addirittura a 30 giorni, addirittura un buon 10%, 11% di un solo giorno. Abbiamo un precariato selvaggio. Qui dobbiamo lavorare, orientare e incentivare i contratti a tempo indeterminato. È una visione politica che va espressa anche da chi è in particolare la responsabilità di governo. Noi dall'opposizione daremo un apporto costruttivo in questa direzione. Lei è qui oggi in studio a Milano perché sta facendo la campagna elettorale delle regionali e qui a Milano il Movimento 5 Stelle appoggia il candidato del Partito Democratico. Nel Lazio ha fatto scelte diverse. Perché? Mi faccia un esempio concreto della differenza politica dell'uno e dell'altro candidato. Un esempio concreto, siamo messi qui, noi abbiamo lanciato un appello aperto a tutte le forze politiche. Però abbiamo chiarito, per noi vengono prima i programmi, i temi, se ci ritroviamo possiamo andare insieme. Il candidato si sceglie dopo. Abbiamo fatto così nel Lazio, abbiamo fatto così in Lombardia. E il risultato è che il PD, quando abbiamo lanciato i nostri temi, il giorno dopo ha detto noi siamo su D'Amato e non si discute, punto, indicato da Calenda. In Lombardia invece il PD si è seduto al tavolo, si è confrontato, ne è nato un programma che vuole una regione lombarda che non sia più così inquinata, è la regione più inquinata d'Europa, che migliori le infrastrutture esistenti, la mobilità esistente, soprattutto a favore dei pendolari, piuttosto che le opere faraoniche, e ancora una sanità che preveda anche assistenza domiciliare efficiente, una medicina territoriale efficiente e non solo investa particolare poi negli ospedali o addirittura nelle cliniche private. Ecco, da questo programma condiviso in Lombardia è nato una condivisione anche del progetto politico e quindi il candidato, il miglior interprete, abbiamo convenuto che c'erano le condizioni per appoggiare Maiorino. Secondo me lei ha messo un po' in difficoltà Maiorino sulla faccenda dei termovalorizzatori, no? Perché Maiorino dice no, un momento, non li voglio chiudere. Chiarisco, sì. Chiarisco. Allora, oggi è folle, come stanno facendo il sindaco Gualtieri a Roma, decidere oggi di andare a realizzare, quindi in 5, 6, 7 anni, 8 anni, un inceneritore da 600.000 poi tonnellate, non lo fa più nessuno,
quando l'ha fatto a Copenaghen, viene portato come esempio un po' di anni fa, adesso sono in difficoltà pazzesche perché non è più sostenibile sul piano finanziario, non sanno più dove prendere l'immondizia per alimentare la sostenibilità finanziaria. Possono pigliarla da Roma. Allora scusi, il tema è in Europa non finanziano più questo tipo di impianti perché li ritengono obsoleti, non più ecocompatibili, ci sono nuove tecnologie e addirittura, anzi nelle nuove previsioni, emettendo CO2 bisognerà pagare per le emissioni di CO2. Diventano, quindi non solo il principio è assurdo perché oggi abbiamo bisogno di economia circolare, recuperare materie prime, non bruciare tutto indistintamente, ma non è neppure conveniente finanziariamente. Allora qui in Lombardia Maiorino e il PD ha convenuto non ovviamente di distruggere e chiudere tutti gli impianti esistenti, ma di partire da quelli più vecchi, gradualmente, però la prospettiva l'abbiamo assolutamente condivisa. Senta, lei di recente ha detto insomma, di sentirsi o di sentire che il Movimento 5 Stelle è il vero erede di Berlinguer e peraltro, mi lasci dire, i sondaggi oggi sembrano dire che quella parte di elettorato si orienta più su di voi. Guardi, l'ho detto con molta umiltà, ma anche con molta chiarezza. Ma scusi, ma chi parla di questione morale? Perché lei sta sentendo che l'etica pubblica è importante? Per esempio, la questione del mastro, Donzelli. Ma del mastro, secondo lei... il PD su questo sta facendo, il PD sta facendo una battaglia... qui il PD poi è direttamente coinvolto perché c'è stata la visita... Lei dice, li hanno risvegliati... No, non mi faccia far polemiche, però dico l'etica pubblica non è una questione che ci sveglia la mattina su un caso singolo e si dimostra sensibilità, diciamo, per l'etica pubblica. L'onore e la disciplina dei pubblici funzionari. Stiamo parlando di un sottosegretario di Stato che ha ricevuto notizie assolutamente riservate e che non andavano divulgate perché ha compromesso le indagini in corso, addirittura gli accordi che stanno facendo i mafiosi che sono detenuti al 41 bis. E allora non c'è, lasciamo stare la Procura di Roma che sta indagando, quella è una questione penale, ma questione di opportunità politica e di etica pubblica non si è comportato con onore e disciplina perché ha utilizzato quelle informazioni per passarle al compagno di partito per aggredire una forza di opposizione. E voi questo diciamo, tensione etica l'avete sempre avuto. Un'ultima domanda. La ringrazio per questa sottolineatura. Zelensky manderà una letterina a Sanremo. È troppo? Va bene così? Che dici? Guardi, in questo caso ne abbiamo discusso troppo, mandi pure questa lettera e va bene così. Io ho semplicemente detto, quando mi è stata fatta una domanda, che secondo me una questione importante, noi l'abbiamo ascoltato perché il nostro Roberto Fico, Presidente della Camera, lo ha invitato a parlare al Parlamento. Quindi noi abbiamo dimostrato assolutamente grande apertura e gli abbiamo offerto la possibilità di parlare ai rappresentanti del popolo e all'intero popolo italiano. Nel contesto di Sanremo non mi è sembrato neppure a me opportuno. Questo era d'accordo con Calenda, unica volta... Calenda ogni tanto ci prende, mica adesso, ogni tanto sì. Grazie a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi a Mattino 5.